sei buono. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. lodare te. Lodare te, alleluia, 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 lodiamo te, perché tu sei. Dio tu sei. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazione che vivono per lodare te. Alleluia, 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 lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Lodare te, alleluia, 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 lodiamo te, perché tu sei. Sei buono. Sei buono tu. Battiamo le mani. Sì lo sei, sì lo sei, sì lo sei. Così buono. Sì lo sei, sì lo sei, sì lo sei. Sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu. Sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu. Sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu. Sei buono tu, sempre sei. Alleluia. Lodare te. La Chiesa. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Lodare te, alleluia, 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 lodiamo te, perché tu sei, perché tu sei, Alleluia. perché tu sei. Sei buono. Sei buono tu. Facciamo un applauso a Gesù. Alleluia. Tutti nella pace e nella grazia del nostro Signore Gesù. Amen. Hai già salutato il tuo fratello prima di concentrarti sul culto? Lascia il tuo posto, comincia a salutare il tuo fratello, dagli una parola di benedizione, un abbraccio, una stretta di mano. Amen. Amen. Bello trovarsi alla presenza del nostro Signore, ma anche con i nostri fratelli alla domenica, forse è una settimana che non ci vediamo. Okay? Noi stamattina vogliamo cominciare leggendo un testo della parola di Dio. Se hai portato la Bibbia o nel cellulare o la tua Bibbia cartacea, ti invito ad aprirla nel Salmo 119, versetto 96, Salmo 119 che è un inno alla parola di Dio. Ogni testo che è lì registrato parla della gloria, dell'onore e della grazia che noi abbiamo attraverso la parola di Dio. Questo testo è fantastico perché dice così, Salmo 119, versetto 96 dice: ho visto ogni cosa perfetta ha un limite, ma il tuo comandamento è senza limiti.
A volte nelle traduzioni c'è scritto così, ma la tua parola ha un'estensione infinita. È così che dice la traduzione di questo testo. La parola di Dio è quella che ci ha salvato. La parola di Dio è quella che ci incoraggia ogni giorno. La parola di Dio è quella che guarisce le nostre anime. La parola di Dio cambia il nostro stato d'animo. Perché? Perché la parola di Dio è senza limiti e la parola di Dio è vivente e efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra nella divisione dell'anima e dello spirito. Dice così la lettera agli Ebrei. Sei pronto per farti sondare dal Signore? Sei pronto per lasciare che Dio tocchi la parte più profonda del tuo essere questa mattina? Cominciamo con una preghiera e lasciamo che il Signore, lo Spirito Santo di Dio, possa toccare nella parte più intima di noi stessi. Chiudi i tuoi occhi, comincia a parlare con Dio e comincia a chiedere al Signore che ti faccia quella radiografia spirituale che serve perché tu possa uscire diversamente da come tu sei entrato. Lui vuol fare un'opera con te, ma il nostro Dio, da quello che io conosco, non fa violenza su nessuno. Lui vuole il nostro permesso. Ti ricordi Apocalisse capitolo 3, versetto 20 dice: io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apra la porta, io entrerò e cenerò con lui e lui con me. La porta della fede si apre solo dall'interno. Dio non sfonderà la porta, sta a te aprirla. E lui ti sta chiedendo: figlio mio, io voglio che tu apra quella porta perché io voglio cenare insieme a te. È pronto un bellissimo banchetto alla gloria e onore del nostro Dio, ma noi dobbiamo aprire quella porta e lasciare entrare Cristo. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio e ti benedico, Signore, perché questa mattina è una mattina di gloria e onore per te. E la tua Chiesa è qua riunita, Signore, affinché la tua gloria sia manifestata al mondo. Signore, ti prego, manifestati in mezzo a noi. Noi conosciamo un Dio vivente, un Dio che non è una teoria, è realtà. E noi mettiamo tutto davanti a te, Signore. Tu conosci il corpo, lo spirito della tua Chiesa, le necessità di ciascuno di noi. Siamo pronti ad ascoltare quello che tu ci dirai stamattina, ma che soprattutto, Signore, noi possiamo prendere delle decisioni importanti sulla base di quello che tu farai. Nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Alzati in piedi. Sei pronto a lodare il Signore? Amen? Amen. Amém? Alleluia, questo brano che faremo adesso è un brano che ci insegna a benedire il nome del Signore, benedire, lodare e adorare al Signore in ogni tempo, in ogni momento della nostra vita. Il segreto di tutto è se le cose vanno bene oppure non vanno bene, dobbiamo sempre lodare e adorare al nostro Signore. Amen? Possiamo benedire a Gesù oggi? Sì o no? Amen? Lode al nome tuo. Lode al nome tuo, quando la tua benignità scorre abbondante su di me. Lode al nome tuo. Cantiamo Chiesa, lode al nome tuo. Lode al nome tuo, nella terra più arida, dove tutto sembra immobile, lode il nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo. Quando scenderà la notte, sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo.
Signore, lode il nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Facciamo un applauso al Signore. Benedetto il nome del Signore. Lode il nome tuo, Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore. lode il nome tuo, Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Grazie Signore, perché la prima cosa che vogliamo fare questa mattina, prima di ascoltare la tua parola, di sentire quello che il Signore ha preparato, vogliamo adorare il Signore, vogliamo lodare, Signore, vogliamo consegnare il nostro cuore, la nostra voce, consegnare la nostra vita a te, Signore. Grazie Dio, grazie perché solo tu sei degno. Solo tu, Signore, sei degno di lode, di onore, di gloria. Grazie perché tu sei il Signore della nostra storia. Tu sei il Signore della nostra vita. Tu sei il Signore della nostra Chiesa. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Signore. Alleluia, Gesù. Cantiamo, Chiesa. Alleluia, alleluia, al Signore che regna su noi. Alleluia, alleluia, al Signore che regna su noi. Alleluia, alleluia, santo, 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 sei Signore, Dio grande, degno è l'agnello, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello, alleluia, alleluia. Cantiamo, Chiesa. Alleluia, al Signore che regna su noi. Alleluia, 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 al Signore che regna su noi. Alleluia, alleluia, santo,
dall'inizio, alza la tua voce. Alleluia. Alleluia, Chiesa, loda al Signore. Al Signore che... Alziamo le nostre mani, la nostra voce, il nostro cuore. Alleluia, al Signore che regna. Alleluia. Alleluia. Possiamo pregare, possiamo continuare nella presenza dello Spirito. Alleluia. Alleluia. Parla col Signore in questo momento. Apri il tuo cuore a Gesù. Apri il tuo cuore, Signore. Alleluia, Signore, ti ringraziamo, Dio, per la presenza dello Spirito Santo che è in mezzo a noi, Signore. Grazie, Signore, per la tua maestà, per la tua grandezza. Grazie, Signore, per il tuo grande, infinito amore. Alleluia, Signore, la tua grazia, Signore. Alleluia. Oh, Signore, quanto è meraviglioso, Signore, poter sentire la tua presenza. Oh Dio, oh Dio. Chi può separarmi da te, Signore? Chi, Signore, può allontanarmi dalla tua presenza, Signore? Riempi il nostro cuore, riempi, Signore. Alleluia, alleluia. Siamo nella presenza dello Spirito Santo. Alleluia. Se tu hai adesso qualsiasi cosa da consegnare, da parlare con Lui, siamo nella presenza dello Spirito. Parla col Signore. Parla con il Signore. Non so se in questo momento hai bisogno di una guarigione nel tuo cuore, se hai bisogno di sentire la presenza che forse non hai mai sentito. Parla con Dio, parla con Dio, parla col Signore. Signore, il mio cuore adesso è freddo, ho bisogno di sentire di nuovo la tua voce, ho bisogno, Signore, di sentire di nuovo. Parla con Lui. Il Signore è qua, il Signore è qua. Alleluia, 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 Signore. Grazie, alleluia, grazie per questo eterno amore. Alleluia. Chissà questo momento il Signore può usare la tua vita anche per benedire la vita di questa persona vicino a te. Ti invito adesso di pregare insieme a questa persona accanto a te, a tuo fianco. E forse se noi in questo momento possiamo pregare, io sono sicuro che lo Spirito Santo userà la tua vita per benedire, parlare anche con questa persona vicino a te. La presenza del Signore è in mezzo a noi. Alleluia. Prega con questa persona vicino a te, amen? Alleluia. Così, alleluia, alleluia, alleluia. Prega, prega, prega perché il Signore sta tornando. Prega perché Gesù sta tornando. E l'unica cosa che dobbiamo fare è avvicinare il nostro cuore al Signore, allontanarsi dal peccato
Alleluia, alleluia, alleluia. Sei benvenuto Spirito Santo, sei benvenuto in mezzo a noi. Può lavorare, puoi fare un'opera. Alleluia, alleluia. Oh Signore, grazie Padre, grazie Signore. Alleluia, alleluia Signore, oh Dio, che presenza Signore meravigliosa, che presenza dolce, che presenza incredibile Signore, come è meraviglioso Signore, quanto è meraviglioso Signore, alleluia. Alleluia, alleluia Signore. Alleluia. Né ricchezza né onor, niente ha un valor che possa impararmi da te. Alleluia. C'è soltanto il tuo amor che riempie il mio cuore in te. Gesù fu la
Cantiamo di nuovo, Gesù. Cantiamo di nuovo, solo questa parte, Gesù. Gesù, fu la tua grazia che Di nuovo, per non dimenticare della grazia. Gesù, Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre tuo volto cercherò. alleluia. Quello che sono, arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Quello che sono, arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Alleluia. Grazie Signore. Grazie Signore per la tua grazia. Grazie Signore per il tuo grande amore. Grazie Signore perché tu hai dato la tua vita per me, per ognuno di noi, Signore. Grazie. Questa sicuramente è la maggior prova di amore, Signore. Ti ringraziamo per questa grazia. Ti ringraziamo, Signore. Adesso Gesù, siamo già pronti col nostro cuore aperto per sentire, ascoltare, lasciare che il tuo Spirito possa fare un'opera nel mio cuore, nella mia vita. Grazie Signore, che adesso possiamo continuare in questo spirito, in questa atmosfera di adorazione, Signore. Grazie Signore, benedici ogni vita, ogni famiglia nel tuo nome, Signore. Amen. Amen. Prima di accomodarsi, puoi salutare la persona vicino a te, dare un abbraccio forte e dire che Dio ti benedica. Amen. Così potete accomodarvi. Ok, possiamo mettere le slide. Come voi ben sapete, stiamo meditando da circa 3 mesi, no? Sul libro degli Atti degli Apostoli. E oggi noi vedremo l'esperienza di una persona un po' particolare nell'economia della storia di Atti degli Apostoli, no? Era un eunuco, tu trovi questa storia in Atti capitolo 8, è un eunuco, un etiope, quindi non faceva parte del popolo di Israele, che è andato a Gerusalemme a adorare, però torna verso la sua patria, verso la sua città, alle sue responsabilità, e non era assolutamente soddisfatto della sua esperienza. E lì Dio interviene nella sua storia e la sua storia cambia in modo radicale. Okay? E noi vedremo la storia di questa trasformazione di Atti capitolo 8. E dice così la parola di Dio. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati, va verso mezzogiorno sulla via da Gerusalemme che scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì, ed ecco un etiope
eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente di tutti i tesori di lei. Era venuto a Gerusalemme per adorare e ora stava facendo ritorno, seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, e egli non ha aperto bocca nella sua umiliazione, egli fu soltrato al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? L'eunuco, rivolto a Filippo, disse: di chi ti prego? Dice questo profeta, di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua e l'eunuco gli disse: ecco dell'acqua, che cosa mi può impedire di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il tuo cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, l'eunuco non lo vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. Preghiamo che il Signore possa parlare al nostro cuore. Nostro Dio, è la tua parola, Signore, è il seme, Padre, che tu vuoi lasciare questa mattina al tuo popolo. Ti chiedo, Signore, che questo seme possa essere seminato e mai portato via, perché, Signore, la tua parola porta vita, porta guarigione, porta incoraggiamento, una trasformazione di vita. Ti chiedo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questo ministro di Candace, ministro di una regina, di tutti i beni della regina di Etiopia. Il popolo di Israele aveva già avuto un contatto con la cultura etiopica ai tempi di Salomone. Vi ricordate? Se tu vai là a leggere nel libro di Salomone, no? Quando parla del fatto che la regina di Etiopia, la regina di Saba, che è l'Etiopia, è andata a trovare Salomone portando tanti tesori e volendo ascoltare la saggezza che c'era nel popolo di Dio. Quindi già un contatto nell'antichità, molti secoli prima, c'era stato. E adesso questo ministro di questa regina etiopica era andato a Gerusalemme, dice la parola di Dio, per adorare, ossia per cercare la faccia del Signore. Ma come capiamo dall'esperienza che lui ha avuto, ovviamente non è stata un'esperienza soddisfacente. Perché? Perché lui stava tornando a casa e leggeva le scritture e si è lamentato in questo momento con un ministro della parola di Dio che era Filippo, un diacono della chiesa, e diceva: come posso capire le scritture se nessuno me le spiega? Ossia, lui stava dicendo: c'è qualcosa ancora che mi manca nel cuore, c'è qualcosa che mi manca dentro, un buco che deve essere coperto. E come dice un filosofo famoso che si chiama Søren Kierkegaard, dice: nel cuore dell'uomo c'è un buco che ha forma di Dio. Ossia, lui conosceva l'adorazione al Tempio, lui conosceva le scritture, stava cercando di investigare le scritture per trovare questo Dio, ma non lo trovava. Ma la buona notizia che c'era per lui in quel momento lì è che lui non trovava Dio, ma Dio stava trovando lui, perché ha mandato un suo uomo. E guarda che com'è fantastica la parola di Dio, come ci spiega che Dio cerca gli uomini che lo cercano. Allora Dio che parla con un angelo, ok? E gli dice a quell'angelo: va e parla con Filippo, e Filippo va da quell'uomo e gli dice: guarda che io conosco il Dio che tu stai cercando di conoscere.
C'è una buona notizia per me e per te. Dio ci cerca ogni mattina quando noi cerchiamo il cuore di Dio. Amen, Chiesa. E Dio vuole manifestare la sua gloria a te. Dio vuole manifestare la sua gloria a me, ma noi dobbiamo avere un cuore che cerca. Io quando vedo questa staffetta spirituale che è descritta in questo testo biblico, dico: Signore, tu hai fatto una staffetta per andare a cercare un'anima che ti stava cercando. Forse tu sei qua stamattina che mi stai dicendo: Pastore, io non sento la presenza di Dio da tanto tempo. Io non sento la voce di Dio da tanto tempo, io non percepisco che Dio sta facendo delle cose nella mia vita. Ti è mai capitato quel periodo di tempo che dici: non si muove una foglia nel mondo spirituale, io prego, io cerco, io faccio e niente si muove? Sai che cosa sta succedendo? Che Dio sta venendo a prenderti. Dio ti sta venendo a prendere per mano e ti dice: questa è la via di uscita per venire con me. Dio ti sta cercando. Gesù è andato a cercare la Samaritana. Ti ricordi quando lui doveva andare in Galilea? È interessante che gli ebrei non devono passare assolutamente per la Samaria, che è un paese, secondo la mentalità giudaica, un paese impuro. E gli ebrei per andare in Galilea dovevano fare un lungo giro, passare per la Perea e andare in Galilea. E chi doveva passare obbligatoriamente per la Samaria che cosa faceva? Appena passato il confine della Samaria prendeva i suoi sandali, scuoteva i sandali per dire: neanche la polvere di Samaria si attacchi ai miei sandali, perché queste sono persone impure. Ma Gesù dice la parola di Dio che doveva passare per la Samaria, perché là c'era una persona che lo cercava e lui è andato a cercare quella persona, perché Dio cerca i veri adoratori. Tu sei un vero adoratore? C'è una buona notizia per te. Dio ti sta cercando. Dio vuole la tua compagnia. Dio vuole che tu cammini con Lui in amicizia. Dio vuole che tu cammini con Lui in intimità come Mosè ha fatto, che dice la parola di Dio che parlava con Dio faccia a faccia come un amico. Io voglio Dio per amico. Non so tu, ma io non voglio un Dio distante. Io non voglio un Dio freddo e disinteressato dei miei problemi, io voglio un Dio amico. E per fare questo l'unica condizione che noi abbiamo è: io cerco il mio Signore perché Lui possa cercare me. Dio sta cercando te se tu sei un vero adoratore, Dio sta cercando te se tu lo cerchi. C'è una buona notizia, che Dio ti sta cercando. Non sono soddisfatto della mia esperienza di adorazione. Sapete, a volte io dico al Signore: Signore, mi piacerebbe vedere nei cuori delle persone che camminano insieme a me nella Chiesa. E sapete che cosa il Signore mi dice? Te lo sconsiglio. Perché purtroppo, fratelli, a volte noi, ho promesso alcuni anni fa che un giorno farò questa predica, ok? Che si intitolerà Dietro i sorrisi della domenica. Dietro i sorrisi della domenica ci sono tanti sentimenti, perché il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, è profondamente misterioso agli occhi di altri esseri umani, ma non è nascosto a Dio. E questo uomo che aveva un sentimento nel profondo del cuore, quando lui tornava verso la sua patria, l'ha tirato fuori e ha detto: come io risolverò questo problema, come io risolverò il fatto che sono andato a Gerusalemme, ho adorato nel Tempio, ho cercato il Signore, non l'ho trovato e nessuno mi ha spiegato il perché. E la parola di Dio dice: era venuto a Gerusalemme per adorare e ora, facendo ritorno seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? Sottolinea la sua insufficienza, sottolinea la sua insoddisfazione. Ok? Quando tu uscirai da qua, il termometro di quello che hai vissuto con Dio sarà:
sono pieno di Dio, sono soddisfatto di quello che ho vissuto, oppure mi manca ancora qualcosa. Perché non sarà la lode che ti riempirà la vita, non sarà il predicatore che ti riempirà la vita, non sarà i fratelli che ti riempiranno la vita, Dio riempirà la tua vita. Se tu cerchi Lui, Lui veramente si manifesterà, riempirà quel vuoto che tu hai dentro e questo farà tutta la differenza. Ma noi dobbiamo ammettere una cosa davanti a Dio: Signore, mi manca qualcosa, ho bisogno di te. Sai cosa io dico? Che troppo spesso a noi piacciono quello che si chiamano, che io chiamo, le sniffate spirituali. Che lode meravigliosa, che predica fantastica. Poi tu esci, trovi i tuoi problemi di ogni giorno e non sei soddisfatto. Perché? Perché le tue convinzioni non sono cambiate. Se noi non permettiamo a Dio di cambiare le nostre convinzioni, e questo sai che come succede? Come tu misurerai il fatto che le tue convinzioni sono cambiate? Quando affronterai i problemi di tutti i giorni, quando reagirai alle situazioni che ti fanno arrabbiare da morire, quando affronterai quelle cose che dici questo non si può risolvere, ma quello è il momento in cui Dio ti dirà: ecco perché tu non riesci a superare questo problema, perché le tue convinzioni non sono cambiate, e le convinzioni del nostro cuore devono cambiare, perché attraverso le nostre convinzioni noi agiamo secondo la volontà di Dio, perché mente e pensieri significano azioni spirituali. Quando io cambio il mio modo di pensare, io cambio il mio modo di agire. Così che funziona, cari miei, c'è una battaglia per la mente. Satana vuole riempire la nostra mente di pensieri negativi e di dirti che Dio è un Dio distante, che Dio è un Dio disinteressato dei tuoi problemi. Dio non è un Dio disinteressato e neanche distante, Dio è inserito nella tua vita, Dio è lì a fianco alla tua vita, Dio vuole riempire la tua mente della fede, ma noi dobbiamo permetterlo a Dio. Non sono soddisfatto, gloria a Dio che non sei soddisfatto, perché così Dio può riempire quel vuoto. E questo uomo stava cercando e Dio ha detto: adesso io andrò là e riempirò quel vuoto, perché quest'uomo è un uomo che mi cerca. Punto numero 3, ferma il tuo carro e invita lo Spirito Santo a bordo. Questo uomo che stava tornando nella sua patria aveva una direzione e stava andando col suo carro. Anche questa volta torna in patria come tutti gli altri anni e non ho ancora ottenuto niente. Ho cercato il Signore, ho cercato di adorare, ho cercato di conoscerlo fino in fondo. Ancora non si è manifestato a me quel Dio che io sto cercando da tanto tempo con tutto il mio cuore. Ma la parola di Dio ci dà un insegnamento qua quando lui ferma il carro e fa salire qualcuno a bordo e gli dice, invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Allora, la tua giornata, ascoltami bene quello che ti chiedo adesso, tempi moderni, ok? È una giornata semplice o la tua agenda è piena di situazioni da risolvere? Una vita tranquilla, vero, la nostra? Vita moderna. Io mi ricordo quando il mio capo là in ufficio, quando lavoravo fino al 2013, scusate. Adesso che ci sono i computer, noi possiamo fare 3 volte di più in minor tempo. Gente, il lavoro si è quintuplicato e non c'era un secondo di libero, perché ovviamente più c'è possibilità e più c'è esigenza e più il capo spinge, no? E l'epoca moderna, carissimi, è fatta di informazione rapida. Tu sai che più rapida è l'informazione, più è veloce la vita, più è frenetica la vita, meno noi conosciamo. Allora negli anni 70, ascolta questa statistica qua che ho letto da pochi giorni. Nel 1970
un essere umano medio conosceva il significato più o meno di 2000 parole, ma il vero significato, ossia se tu dicevi la parola, non lo so, misericordia, un essere umano riusciva a dirti esattamente il significato della parola misericordia. E circa un essere umano in quell'epoca, ossia circa 50 anni fa, conosceva il significato reale di circa 2000 parole. Andiamo al 1997, 27 anni dopo, un essere umano medio conosceva la media di circa 750 parole del vocabolario, ok? Arriviamo all'anno 2020. Sai quante parole noi oggi riusciamo a conoscere il vero significato? Circa 200. Siamo passati da 2000 a 200. Ossia, si è diventato 10 volte inferiore. E se io non conosco il significato delle parole, non posso pensare correttamente. E se io non posso pensare correttamente, non posso agire correttamente. E più andiamo avanti nella nostra frenesia di vita, meno parole conosceremo, meno penseremo. Pensate chi è che guadagnerà da questo, no? Tu sai che gli algoritmi stanno dicendo a cosa noi serviamo. Tu sai questo, no? Che tutti i social media stanno ragionando con algoritmi e intelligenza artificiale, e questo non aiuterà la tua vita, questo aiuterà i grandi produttori a dire a che cosa tu servi e che cosa tu vuoi nel commercio. E quello che stava succedendo a quest'uomo era esattamente questo, stava tornando alle sue attività di tutti i giorni, non era una persona qualsiasi, era un amministratore di un certo livello, amministratore di tutti i beni della regina, ma a un certo punto lui ha detto: no, adesso io mi fermo e voglio sapere chi è questo Dio. Sai che cosa Dio ti sta dicendo? Nella tua vita frenetica è quello che dice il Salmo: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Quando tu paghi le bollette, quando tu porti i figli a scuola, quando tu devi studiare e concentrarti, quando tu devi lavorare fino alle 11 di sera per far da mangiare ai figli, quando tu vai al lavoro e non riesci più a gestire le tue attività, sai cos'è la cosa più importante? Ferma il tuo carro e riconosci che Dio è Dio nella tua vita. Perché se tu non ti fermi con Dio, la tua mente comincia a viaggiare verso preoccupazioni, verso angosce, verso depressione, verso insicurezza che Dio non può curare se tu non ti fermi a parlare col tuo Dio. Io penso che prima o poi voi mi lapiderete per questo, perché tutte le prediche io lo dico: trova tempo per stare con Dio. Ferma il tuo carro e comincia a parlare con lo Spirito Santo. Fai salire lo Spirito Santo sul carro della tua vita. Perché a volte i problemi, fratelli, sono di così semplice soluzione. Ma noi dobbiamo sapere che cosa Dio pensa di quella situazione, di quella cosa. Ferma il tuo carro e invita lo Spirito Santo a bordo. Dimmi, ti prego. È così che dice l'eunuco a Filippo. L'eunuco rivolto a Filippo gli disse: di chi ti prego? Dice questo il profeta, di se stesso oppure di un altro? Sapete, noi dobbiamo fare delle giuste domande a Dio, ok? Quando tu hai un problema nella tua vita, allora sii sincero con te stesso e con me questa mattina. La domanda che noi facciamo a Dio è: come? Come posso uscire da questa situazione? Vero o no? Perché io, Signore, non voglio questo problema nella mia vita e io ho bisogno di un come uscire da questa difficoltà. Ma è la domanda sbagliata. Sai come tu puoi uscire dalla tua difficoltà? Non chiedendo la parola, facendo la domanda come, ma chi? Chi è il Signore della mia vita?
Ossia questo eunuco aveva un buco dentro nel cuore e non ha detto come posso uscire dal mio cuore? No, come posso uscire da questo problema? E lui ha detto, ti prego Filippo, dimmi chi è quello di cui parla la parola di Dio. Allora ti ricordi un uomo di nome Paolo Apostolo quando si è convertito? Lui era sulla via di Damasco, era la stella nascente del giudaismo, ok? Lui era il dottore dei dottori, allevato ai piedi di Gamaliele, il maestro della legge più quotato dell'epoca, persecutore della Chiesa, persecutore dei cristiani. A un certo punto, sulla via di Damasco, Dio lo prende. Bellissimo quel testo quando dice che una luce sfolgorò tutto intorno a lui, ossia la luce l'ha circondato, no? E rimane cieco. Allora sta attento. Qual è la prima domanda che Paolo Apostolo ha fatto al Signore che si era manifestato a lui? Lui non gli ha chiesto, Signore, ma cosa sta succedendo? Come posso uscire? Perché io ero colui che era destinato a diventare un sommo sacerdote. E lui non gli ha chiesto come, gli ha chiesto, chi sei tu, Signore? Sai come tu puoi cambiare il tuo modo di essere, il tuo modo di pensare? Quando tu vivi un problema enorme, insuperabile, che ti fa soffrire, sai qual è la domanda giusta da fare a Dio? Chi sei tu, Signore, in questa situazione? Tu sei veramente Dio? Allora tu sei nel controllo di questa barca in tempesta che sta quasi affondando, ma io sono tranquillo perché chi è nel timone sei tu e tu non permetterai che questa barca affondi. C'è un problema familiare che tu stai vivendo. Chi è nella guida della tua barca? C'è un problema di salute che tu stai vivendo. Chi è nel timone? C'è un problema con i figli, col marito, con la moglie, con la finanza, con cosa? Chi è nel controllo? Non chiedere a Dio come, perché il come aspetta a Dio. Ma chiedi a Dio chi tu sei, Signore. Tu sei veramente il mio Signore anche in questa difficoltà. Perché se tu cambi questa domanda, Dio si manifesta a te. Dio si manifesterà a te. E questo uomo ha chiesto chi è quello di cui parla la scrittura. Sapete, è normale che noi esseri umani abbiamo delle difficoltà, dei problemi e a volte problemi irrisolvibili. Okay? E quante volte io nel mio ufficio pastorale arrivano persone che dicono, pastore, come posso uscire da questa difficoltà? Pochissimi mi hanno chiesto, pastore, spiegami chi Dio è. Spiegami chi Cristo è. Se tu fai un convegno parlando di come sviluppare un matrimonio di successo, pieno così. Come sviluppare un atteggiamento positivo nelle difficoltà della vita, conferenza sarà piena così. Quando noi cominciamo a parlare del carattere di Dio, ossia fai una conferenza sui attributi di Dio. Dio è giusto, Dio è misericordioso, Dio è buono, Dio è tutto quello che è, onnipotente, onnipresente, onnisciente. A nessuno interessa. Perché? Perché quando noi ci confrontiamo col carattere di Dio, noi dobbiamo confrontarci con le sue esigenze e non con le nostre. Cari miei, quando noi cominciamo a chiederci chi Dio è, allora tutto cambia. Perché Lui è nel controllo della tua barca, Lui tiene il timone. A volte è interessante come Dio fa, no? Ti ricordi com'è quel testo biblico? Quando c'era la tempesta e Gesù dormiva profondamente e i discepoli, Maestro, svegliati perché noi moriamo e tu non ti interessa che noi moriamo? E Gesù si alza, dice, tempesta si calma e tutti dicono, chi è quest'uomo? Chi è
quest'uomo che parla e calma le tempeste. Allora chiediti chi è Dio nella tua sofferenza, nella tua difficoltà. Tutte le strade portano a Cristo. Allora Filippo prese a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, comunicò il lieto messaggio di Gesù. Tutto porta a Cristo. Sai, nell'Antico Testamento, alcuni dicono che l'Antico Testamento sia un libro noioso. Okay? È noioso se tu non ricerchi qualcuno che si chiama Cristo in tutte le scritture. E Cristo è descritto in tutte le scritture. Quando tu parli nella legge di Mosè del capro espiatorio, sai di chi stava parlando la scrittura? Di Cristo. Perché tutti i peccati erano caricati sul capro espiatorio che venivano perdonati e il capro veniva mandato a sacrificare. Quando tu parlavi di un lebbroso che guariva, l'uccello che veniva sacrificato e che veniva imbevuto del sangue e poi sparso su un altro uccello che andava libero, è Cristo che libera un'altra persona attraverso il suo sacrificio. Ogni passo della scrittura dell'Antico Testamento ci parla di Cristo e tutto parla di Cristo, ossia Cristo è il punto d'arrivo di ogni situazione della nostra vita. Noi dobbiamo tenere Cristo al centro. Oggi purtroppo, cari miei, nella Chiesa moderna stiamo riportando l'uomo al centro di ogni nostra esigenza. Io ho esigenza di riposare, io ho esigenza che Cristo faccia per me questo, io ho esigenza che Lui calmi la mia anima, io ho esigenza che tutto funzioni bene nella mia vita. Allora facciamo una confessione di gruppo stamattina, facciamo confessione di un peccato che noi abbiamo sicuramente nel nostro cuore. A noi piace il controllo. A noi piace avere tutto sotto controllo, famiglia sotto controllo, salute sotto controllo, conto sotto controllo, tutto sotto controllo. Se qualcosa sfugge al nostro controllo, noi diamo i numeri, è vero o no? Fratelli, buongiorno. Sei d'accordo con me? Questo sai come si chiama? Peccato originale. Perché Adamo ed Eva hanno fatto esattamente questo, ossia prendi di quel frutto perché tu sarai come Dio, controllando tutto quello che ti sta attorno. E Gesù, il Signore, subito dopo la caduta, mette una frase ironica e dice: hai visto? È diventato come uno di noi. Ossia, guarda che controllo che ha nella vita. Non controlla più. C'è stato il primo litigio tra marito e moglie, giusto? Vero o no? Ah, ma è stata la donna che tu mi hai dato. L'uomo, no? Maschio. È stata la mia costola. Hai visto quella che tu hai preso dalla mia costola? È stata lei. E la donna è stato il serpente. E il serpente dice: ok, se non c'è neanche la pulce, mi prendo la responsabilità io. Ma è così, gente. Guarda che controllo che noi abbiamo guadagnato. Ma quando noi andiamo a Cristo, andiamo alla croce, andiamo a quella persona che nonostante tutto quello che ha sofferto, ha controllato perfettamente la sua esistenza, e sapete perché? Perché lui non ha controllato perché l'ha tenuta nelle mani, ma lui ha controllato la sua esistenza perché ha dato tutta l'autorità al Padre. Io non posso fare nulla se non quello che vedo fare dal Padre mio. Tu vuoi avere la vita sotto controllo? Perdi il controllo e lascia la tua vita nelle mani di Dio. Ma ogni parte, non tenere niente per te stesso, perché ogni strada porta a Dio. Perché tu lavori? Perché tu lavori? Per quale motivo tu lavori? Per vivere, ok? Pure benedire, ok? Per
sostenere la mia famiglia, okay? Per comprare la macchina nuova, per comprare da mangiare. Ho un piccolo appunto da farti. Tu lavori per contribuire con l'opera di Dio. Perché questo è Cristo al centro. Perché tu vai a scuola? Per imparare una professione? Tu vai a scuola per sviluppare i talenti che Dio ti ha dato per onorare Dio dove tu sei. Questo è avere Cristo al centro. Perché tu fai qualsiasi attività nella vita per onorare Cristo con tutto quello che hai e con tutto quello che tu sei. Questo significa che tutte le strade portano a Cristo. Cambia il tuo modo di pensare. Una volta, fratelli, vi sto confessando un peccato, ok? Una volta, la mia decima, dicevo, Signore, quello che resta è tuo. Ma negli ultimi anni della mia vita cristiana ho trovato una soddisfazione incredibile. Appena arriva lo stipendio, mettere da parte la primizia per Dio, ma ti dà una gioia. E tu dici, ma o sono matto, oppure qualcosa non funziona nella mia testa. Perché io prendo proprio la primizia, appena arriva lo stipendio, lo metto da parte per Dio e provo una gioia dentro. Ho detto, Signore, è soprannaturale questo. E sai perché? Perché è per Cristo. E Cristo è il centro della nostra esistenza. E deve essere così, perché c'è più gioia nel dare che non nel ricevere. È così che è il cristianesimo. Ultimo punto che voglio considerare con te. Tutto cambia con Cristo. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse, ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo disse, se tu credi con tutto il tuo cuore è possibile. L'eunuco rispose, io credo che Gesù è Cristo, è il Figlio di Dio. Fece fermare il carro, discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, l'eunuco non lo vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. Era cambiato il cuore di questo eunuco, sì o no? Era arrivato soddisfatto, stava tornando insoddisfatto, adesso torna tutto allegro. Ma voglio dirti una cosa che è importante oggi perché noi possiamo apprezzare di più che cos'è la parola di Dio. Allora sta attento. Perché noi a volte ci aspettiamo che lo Spirito Santo ci dica delle cose che sono delle rivelazioni speciali, perché noi possiamo riempire il nostro cuore con qualcosa, no? Guarda che cosa ha fatto lo Spirito Santo qua. Lo Spirito Santo ha preso Filippo e l'ha portato davanti a questa persona e questa persona ha cominciato a cambiare il suo modo di pensare facendo che cosa? Leggendo la parola di Dio. È vero o no? Una volta che Filippo gli ha spiegato nella parola di Dio chi era il Cristo, lui ha cambiato il suo modo di pensare, ha cercato il battesimo, è tornato a casa tutto allegro. Perché? Perché lo Spirito ha portato il Signore alla parola e la parola di Dio ha cambiato tutta la sua esistenza. Allora sta attento. Se tu aspetti che Dio ti dica attraverso lo Spirito qualcosa di nuovo, sai cos'è la novità? Tornare alla parola di Dio, perché la parola di Dio e lo Spirito sono una cosa e una cosa sola. Non aspettarti rivelazioni speciali da parte dello Spirito Santo, non aspettarti qualcosa di diverso da quello che è scritto, perché la parola di Dio è la rivelazione finale di Dio per noi esseri umani. Sai per cosa sono morti i padri della Chiesa, della Riforma? Per dire che ci sono 5 dottrine che noi dobbiamo seguire nella nostra vita. Solo Cristo, solo fede, solo grazia, solo scrittura, solo gloria a Dio. La sola scrittura è non andare oltre quello che c'è scritto. Non aspettarti che Dio si riveli a te in un modo diverso da come c'è scritto nella parola di Dio, perché lo Spirito Santo e la parola sono una cosa sola. Ed è questo che cambia il cuore dell'essere umano, ed è questo che ha riempito il cuore di questo eunuco e l'ha portato a casa
pieno di grazia, pieno di felicità. Dio ha riempito la sua insoddisfazione e l'ha trasformato per la gloria di Dio. Tu vuoi che Dio ti trasformi? Apri la tua Bibbia. Cibati spiritualmente ogni giorno di quello che Dio ha lasciato. Lui ti invita alla sua mensa. Sai che nella mentalità ebraica mi piace questo. Forse l'ho detto anche l'ultima volta, non lo so, ma mi piace l'idea, no? Perché io quando mi sono fidanzato e sono entrato in una casa di napoletani, e voi sapete come fanno i napoletani, no? Si siedono a tavola alle 9 di mattina e si alzano alle 9 di sera. E dopo 10 minuti sembra che loro ti conoscono da un'esistenza intera. Gli ebrei pensano all'eternità come una grande tavolata. Forse hanno origini napoletane. E dicono, il Signore Gesù ha detto a un italiano, a un centurione romano, una volta ha detto, vedete quest'uomo? Lui siederà a tavola nell'eternità, insieme ai grandi della fede, a tavola. E là si mangerà, si parlerà con Abramo, si parlerà con Mosè, si parlerà con i grandi della fede. Io ho tante domande da fare. Chiederò a Mosè, come hai sopportato 40 anni quel popolo? E lui mi risponderà, per grazia di Dio, è chiaro. Ma là, fratelli, noi saremo insieme al Signore. Noi stiamo andando verso la nostra casa celeste. Io non so te, chi ha i capelli un po' più bianchi si sta rendendo conto che le caramelle nel cestino stanno finendo, ok? Ti distrai un attimo e passano 40 anni e tu dici, Signore, non manca tanto. Ma c'è un'espressione che io voglio lasciarti prima di chiudere la predica. Grandi uomini di Dio. Si chiude la loro storia con un'espressione molto interessante, che è questa. E Abramo morì vecchio e sazio di giorni, ossia partì per l'eternità completamente soddisfatto della sua esperienza terrena. Vorresti tu cominciare già oggi a dire, Signore, io voglio uscire di qua soddisfatto della mia esperienza con te. Ma grida al Signore, ok? E di al Signore, Signore, tante volte sono uscito di qua, ho adorato, ma non sono tornato a casa soddisfatto. Allora ferma il tuo carro, invita lo Spirito Santo a salire a bordo, a spiegarti cosa c'è nella parola di Dio e lascia che la parola di Dio faccia quella trasformazione profonda e chiuda quel buco che ancora non è chiuso, che ancora non è riempito, perché non potrai riempirlo con famiglia. Non potrai riempirlo con marito, moglie, figli, una professione, con una laurea. Non potrai riempirlo con Cristo sì, perché tutto porta a Cristo. Vuoi pregare insieme a me? Questo uomo è tornato a casa pieno di gioia, ma la gioia deve essere vissuta indipendentemente dalle circostanze. Tutto quello che ci sta attorno a volte sembra che remi contro di noi, contro la nostra tranquillità, contro la nostra pace. Ma quando noi abbiamo trovato il tesoro più prezioso, che è la parola di Dio manifestata agli uomini, e quella parola entra nel nostro cuore, non si ferma in superficie nella mente, ma entra nel nostro cuore e permettiamo alla parola di Dio di fare un cambiamento dentro di noi, allora quella soddisfazione diventa una cosa reale. E qualsiasi cosa io passo, nonostante la sofferenza, io posso dire, posso essere gioioso perché Cristo è con me. Io voglio pregare insieme a te questa mattina. Tu che stai dicendo? Pastore, la predica era per me,
la parola di Dio manifestata questa mattina era per me. Io voglio pregare insieme a te, non per te, insieme a te, perché anch'io ho bisogno di questa parola. E se tu hai sentito che la parola di Dio era per te, io ti invito ad alzarti in piedi, ti voglio identificare. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica là dietro. Amen. E chiederò al Signore che Cristo sia tutto per te. E lascia veramente che il Signore, attraverso la sua parola ogni giorno, possa creare una trasformazione stabile in te. Nostro Dio, nostro Padre, queste persone stanno dicendo: ti prego, Signore, dimmi di chi parla la tua parola. Dimmi di chi parla ogni giorno le sacre scritture. Signore, io voglio conoscere questo Cristo più a fondo e far parte di una storia che tu stai creando per la mia vita. Le tempeste arrivano, ma vanno anche, finiscono. Ma Cristo è la roccia su cui il Signore ha posto i nostri piedi e nessuno ci può smuovere. Fai di Cristo la roccia della tua esistenza, perché tu possa sperimentare quella suprema, soprannaturale pace che viene da Dio. Signore, io ti ringrazio per queste persone che hanno dato un passo nella tua presenza. Benedicile, Signore, e fai in modo che quando usciranno da qua la loro pace sia una pace vera, indipendente dalle situazioni e stabile nel tempo. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dai un abbraccio alla persona vicino a te, un conforto. Amen. Alleluia. Questa è la potenza dello Spirito Santo e come il pastore Sandro ha detto è anche un modo di lodare e adorare a Gesù, è consegnare quello che il Signore ci ha dato. È meglio dare che ricevere. Così mentre cantiamo è arrivato un momento di gioia, un momento meraviglioso. Io penso che sicuramente questo è quel momento di ringraziare a Gesù e venire qua davanti col cuore pieno di gioia. È un momento di dire grazie Signore. Io non sto dando a Gesù perché Lui ha bisogno del mio soldi. È un modo di ringraziare al Signore. Mentre cantiamo vi invito a venire qua e consegnare a Lui con questa parola dentro del nostro cuore. È meglio dare che ricevere. Amen. Possiamo lodare e adorare a Gesù con le nostre decime e offerte, così faremo di nuovo questo brano nel tuo amore, lodando a Gesù e dando al Signore il nostro cuore. Amen. Né ricchezza né onor, niente ha valor che può separarmi da te. C'è soltanto il tuo amor che riempie il mio cuore di te. Gesù. Padre, ora è per
che vuole cercare te. Cantiamo Chiesa, Gesù. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono, lo arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai, e tu eterno amor, e tu eterno amor. Quello che sono, lo arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai, e tu eterno amor, e tu eterno amor. Signore, gloria al tuo nome, Signore, nel tuo amore, Signore, che noi vogliamo vivere ogni giorno, Signore. Grazie per ogni vita, Signore, che ha consegnato, Signore, ancora oggi il cuore a te, Signore, le offerte a te, Signore, tutto quello che noi siamo, Signore, è tuo, provieni da te, Signore, e noi ti dedichiamo ancora un'altra volta, Signore, le nostre vite, i nostri beni, Signore, le nostre famiglie, Signore, che possiamo uscire di qua, Signore, con i nostri cuori pieni, Signore, della tua presenza, Signore. Accompagnaci, Signore, durante questa settimana, Signore, nel tuo nome noi ti preghiamo. Amen, Signore. Amen. Potete accomodarvi. Oggi è un giorno di festa. Perché? Giorno di chi oggi? Ma chi è mamma qua? Alza la tua mano. Per favore vi chiedo di alzare. Sì, per favore, le mamme. Potete venire? Mamma. Bambini, potete venire qua davanti. Per favore, facciamo un applauso adesso. Chi è vicino a una mamma può dare un abbraccio, ok? Salutare. Abbraccia la mamma vicino a te, per favore. Amen. Come facciamo, Cecilia? Ha un video prima? Adesso potete accomodarvi? A Giulia deve fare qualcosa? Ok, adesso facciamo un momento speciale, è un momento di festa per ringraziare il Signore, ok?
tutto quello che hai fatto a me. Ogni gesto, ogni abbraccio e coccole. Mai dimenticherò che amo tanto tanto te. Con gioia noi vivremo ogni giorno di più. Mamma benedetta sei da Dio, nel giardino mio, la più bella rosa sei tu. Leggerò adesso un testo a voi che è stato tradotto e adattato. La nonna era la solita pregare ad alta voce dal suo letto ogni notte. A me sembrava un murmurio, come se fosse fuori di testa. Ha detto che questo tipo di preghiera era ciò che mi ha salvato la vita. Passò del tempo, ma ora so che aveva ragione. Lei stava parlando con Gesù e aveva parlato con Gesù per tutta la sua vita. La mamma mi trascinava in chiesa, sabato sera, domenica mattina, vestita bene, fratelli, lottato. Lei ha detto, figlia, un giorno mi ringrazierai per aver Dio nella tua vita. E sì, so che aveva ragione. Sì, mia madre aveva ragione, perché ora sto parlando con Gesù. Mi ha fatto volere parlare con Gesù. Sì, mia madre aveva ragione, perché ora parlo con Gesù. E sì, adoro parlare con Gesù. E parlerò con Gesù per il resto della mia vita. Che amico abbiamo Gesù. Ora ho 3 figli miei e sto cercando di crescerli bene. Il più grande ha quasi 13 anni e mi ricordo com'era, cercando di affrontare il dramma, cercando di capire le domande della vita. Ho cercato a modo mio di mostrargli che sarebbe andato tutto bene. Ma un certo giorno, entrato nella mia stanza mentre pregavo, e mi disse, mamma, tornerò più tardi. Vedo che sei impegnata. Gli dissi, non avresti potuto scegliere il momento migliore. Stavo parlando con Gesù. Vieni qui, facciamo insieme. Abbiamo iniziato a parlare con Gesù. Abbiamo chiamato anche gli altri 2. E ora loro stanno parlando con Gesù. Grazie a Dio. E spero che parlino con Gesù per il resto della loro vita. Non esiste un modo sbagliato per farlo. Non c'è un momento brutto per iniziare. Non deve suonare carino. Digli solo quello che c'è nel tuo cuore, perché non è una religione, è più che un'amicizia. Parla con tuo padre. Inizia a parlare con Gesù. Puoi parlare con Gesù quando vuoi. Continua a parlare con Gesù per il resto della tua vita, figlio.
tutto quello che hai fatto a me. Ogni gesto, ogni abbraccio e coccole, dimenticherò che amo tanto, tanto te. Noi vivremo ogni giorno di più. Mamma benedetta sei da Dio, nel giardino mio, più bella rosa sei tu. Mamma benedetta sei da Dio, nel giardino mio, la più bella rosa sei tu. Grazie mami per tutto quello che hai fatto a me. Ogni gesto, ogni abbraccio e coccole, mai dimenticherò che amo tanto, tanto te. Gioia noi vivremo ogni giorno di più. Mamma benedetta sei da Dio, nel giardino mio, la più bella rosa sei tu. Mamma benedetta sei da Dio, nel giardino mio, la più bella rosa sei tu. Mamma benedetta sei da Dio, nel giardino mio, la più bella rosa sei tu. Ti voglio bene, mamma. Amen, gloria a Dio. Prima di finire il nostro culto, abbiamo qualche avvisi. Chiedo per favore se potete mettere il primo video per parlare dell'evento che faremo il 24/6. Questo è il brunch delle donne che sarà il 24 giugno, però là c'è scritto 30 posti, però sono rimasti solo 15 posti, così potete parlare oggi con Rogeli. Ok, potete parlare con Rogeli e se volete anche invitare un'amica, un'altra donna, anche se sei una ragazza oppure adolescente, non c'è nessun problema, può anche partecipare. Parlate con Rogeli oggi, sono rimasti solo 15 posti, mi raccomando, parla con lei per favore, così potete fare la vostra iscrizione. E il secondo avviso è pranzo Agape, che sarà la prossima domenica, giusto? Prossima domenica 21 maggio, il costo 8 euro, ok? Ma che bello, eh? Mezze maniche al ragù, insalata mista, patatine fritte, pane e bibita, 8 euro, è poco, eh? È poco. Se vai a McDonald's non paga 8 euro per prendere una roba là che non è tanto
meravigliosa come questa, così potete venire prossima domenica che faremo anche la nostra assemblea. Siete tutti invitati a partecipare dopo il culto. Che orario, Roberto? L'assemblea? Alle 14, così potete venire nel culto, così possiamo pranzare insieme e dopo alle 14 faremo la nostra assemblea. Il prossimo evento, immersione per adoratori. Questo sarà un evento bellissimo, un giorno festivo, 2 giugno, sarà una giornata di imparare, di sentire la voce del Signore e anche un momento di comunione. Una coppia brasiliana, loro si chiamano Uassir e Lusitania. Chi è brasiliano conosce loro due. Loro hanno creato quello gruppo che si chiama Vencedores por Cristo, è un gruppo pioniero di lode e adorazione in Brasile. Lusitania e Uassir abitano in Italia, a Rimini se non sbaglio, e loro faranno la parte della predica e di insegnare un po' di lode e adorazione. Sarà molto speciale, però potete venire, è aperto per la Chiesa, tutta la Chiesa è invitata a venire, non è solo per chi fa parte della lode, così potete venire. Il investimento è di 30 euro, ok? Compreso pranzo, merendina, colazione, un abbraccio, compreso tutto. Potete venire, ok? Il giorno 2, e vi chiedo per favore chi fa parte del ministero Lode e Adorazione, Arte e Musica della Chiesa Agape deve partecipare, ok? Pro Players Camp, che sarà il campeggio dei nostri bambini, potete fare la vostra iscrizione, sarà 12-17 giugno, 100 euro per bambino, 80 euro per fratello o sorella. Tramonti di Sopra, che è un posto bellissimo, meraviglioso, potete parlare con Emanuele oppure con Cecilia per fare la vostra iscrizione. Emanuele, quello ragazzo bellissimo là, potete guardare per favore, quello ragazzo, futuro pastore della Chiesa, Emanuele. Amen, pastore? Bravo, no? Lui è bravissimo. E l'ultimo avviso, però non è che è meno importante, Winners Camp, campeggio di giovani e adolescenti, che sarà 25 giugno al 1 luglio. Potete fare la vostra iscrizione con Larissa, con Emanuele, potete parlare anche con Pastore Sandro. Allora, un'informazione importante: per fare la vostra iscrizione non serve solo andare al pastore e dire io vado e dare il tuo nome, deve pagare la caparra di 50 euro. E vi chiedo per favore, se volete andare oppure inviare vostro figlio o vostra figlia, di fare l'iscrizione e pagare la caparra, così potete parlare con Emanuele, con Larissa oppure con Pastore Sandro, e così sicuramente sarà di nuovo un campeggio meraviglioso. Amen? Non dimenticare che prossima domenica faremo l'assemblea alle 14. Amen? Pastore Sandro. Invito il gruppo Lode, dopo il Pastore Sandro farà la preghiera finale, possiamo cantare un pezzo di un brano, così chiedo al Pastore di venire e dopo, come oggi è un giorno di festa, possiamo finire lodando al Signore. Prova? Ok. Allora, fratelli, un dettaglio importante per quanto riguarda il campeggio dei bambini. Allora, quest'anno abbiamo deciso di fare un cambiamento, ossia i preadolescenti andranno nel campeggio dei bambini, però attenzione, non vorrei che nessun preadolescente che ha partecipato l'anno scorso si sentisse un po' così, un po' sminuito, oppure no, non è questo il senso. Allora noi abbiamo fatto questa scelta perché intanto abbiamo individuato degli operatori che stanno lavorando benissimo con i preadolescenti, che hanno un vero feeling con loro, e noi abbiamo pensato che questo gruppo, di questa fascia etaria, abbia delle necessità ben specifiche, ossia c'è bisogno di qualcuno che si prenda specificamente cura di loro. Non sono ovviamente né adolescenti e neanche bambini, e in questa fascia etaria è necessario proprio fare un lavoro specifico con loro. Quindi abbiamo deciso di farli andare nel campeggio bambini, ma con un programma loro, con un operatore loro, seguendoli proprio in modo pastorale, in modo che loro possano crescere nelle vie del Signore. Ossia, il senso di quello che stiamo facendo è: vogliamo
crescere questi preadolescenti con qualità, ok? Non è per non farli partecipare al campeggio giovani. Questo deve essere chiaro nella testa di tutti, ok? Bene, preghiamo e dopo lascio la parola col gruppo di lode per chiudere il nostro culto. Se vuoi alzate in piedi. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo, ti benediciamo per quello che abbiamo vissuto stamattina. Adesso che fra poco torneremo alle nostre case, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Amen. Benedetto! Benedetto il nome del Signore.